Benvenuti da Telaltobut, edizione di sabato 3 di maggio 2025 dal nostro notiziario. Il 29 di aprile a Cleules di Paluce, in località Taip, si è bruciato il falò di Beltame, feste a tema celtic, con la presenza da Zaganes, dal giocolier Manuele, qui si è i giochi di fuoco, e la musica folk irlandese dai. Però in realtà, scusate, io volevo iniziare questo spettacolo con il mio famosissimo numero con una sola corda, forse l'applauso non era abbastanza forte e forse non ci si può proprio fidare delle mie mani. Allora io mi farei aiutare da una persona seria
Ho detto serio, ho detto serio. Allora vediamo questa signorina qua, puoi stare seduta, come ti chiami? Charlie. Charlie, mi dovresti tenere le due teste della corda, brava, una su una mano e una sull'altra mano. Tieni forte, sennò tornano ad essere due. Un po' più forte, Charlie, un po' più forte, Charlie, così è troppo forte. Scusate bimbi, abbiamo un problema ancora più grosso, né una né due corde, ma abbiamo un cerchio fatto di corde ed è veramente incredibile quando ci trovi un nodo nel mezzo. Allora Charlie, pensavo di potermi fidare di te, invece guarda cos'è successo qua. Abbiamo due teste che sono rimaste senza corda e una corda che è rimasta senza teste. Brava, ancora sveglia. Però siccome questa festa qui è un po' magica, lo sapete, basta prendere le due teste della corda e con un soffio delicato le possiamo riattaccare per sciogliere comodamente il nodo. Allora Charlie, pensavo di potermi fidare, c'è qualcuno che mi aiuta al posto di Charlie? Il prossimo anno, così ritorno. Allora, giù le mani, basta prendere le due teste della corda, facciamolo più sicuro, le due teste le mettiamo nella tasca destra e teniamo la metà della corda nella mano, sì? Aspetta che lo voglio sentire da tutti. Le due teste nella tasca destra e la metà della corda nella mano sì, però siccome questa festa è un po' magica, guardate, basta schioccare le dita qui e le due teste passano dalla tasca destra alla mano sinistra e la metà della corda dalla mano sinistra alla tasca destra. Non è detto, aspetta che vediamo. Sì, è riuscito meravigliosamente anche questa volta. Allora vi chiedo bimbi, se lo semplicissimo mi dovresti mettere più o meno. Signore e signori, io inviterei ad avvicinarvi anche un po' a questa zona di spettacolo. Brava che ti sei avvicinata, bravissima. Proprio qua in questa zona siamo quasi pronti. Quasi pronti per il momento di danza. Io mi ho radignato con lei perché lei mi ha radignato per la mia ginocchio e casa me di là. Non volevo lasciare il risorto che attacca dopo il cielo. No, non sono.
e si dileguano al sol siccome nebbia, le voci del passato, le leggende, le streghe del Tenca e di Silverio, l'alma dannata e la Filoi. Sulle passate cose or tutto tace, vibrano i boschi, l'acque, i monti intorno. Nell'effusa serena e grande pace di questa valle, e qui, viva e operosa, sta Cleules. In ogni paese della Carnia viveva almeno una donna ritenuta una santa. A Cleules era molto nota la Filoi, una donna che si diceva avesse compiuto sia sortilegi che buone azioni. La Filoi, oltre a compiere stregonerie nei confronti di coloro che si dimostravano ostili nei suoi confronti, aveva la straordinaria capacità di trasformarsi in animale, nell'ora magica della mezzanotte. Un uomo di Cleules, che una notte si trovò ad assistere alla trasfigurazione in animale della donna, quando si rese conto di ciò che aveva appena visto, seppur sconvolto dal prodigio, cercò di afferrarla per capire chi fosse. Ma ogni tentativo fu vano, finché, terrorizzato, non si fece il segno della croce. Segnandosi, riuscì a riportare la creatura alle sembianze umane. Non appena la strega si accorse di essere stata scoperta, disse all'uomo: «Se tu menzioni il mio nome, morirai entro un anno. Se racconti il fatto, ti spezzerai ambedue le gambe». L'uomo fu costretto ad emigrare e a cercare lavoro fuori dall'Italia. La morale è che a Cleules è meglio farsi i fatti propri.
questo applauso per le Aganes di Paluzza, Rose e le sue ragazze, fortissimissimo l'applauso, di più ragazzi. Prima fila, non vi muovete. Ragazzi, qui si fa tutto dal vero e anche il fuoco lo è. Fermi, immobile. Charlie, ferma, immobile. Buonasera e benvenuti da Tel'Altobut. Voi alle Miercus 30 di avril 2025 e noi in night a Cleules di Paluce e a chi d'ogni di me al Bruge il falò di Beltame. Alex, ma tu non hai tu freita che a Cleules? No. Se stial di noi? Sì. C'è ti è plaso di più fausnot? Boh. Io di fuoco? Sì. Allora, chi si con le tre frutte che hanno ballato poco fa con le Aganes, i cinque? Gioia, Raluca, Elisa, Troja in Veso? 11, 10. 10, Allora, quante volte fate gli allenamenti a settimana? 2 volte. E avete provato tanto per fare questo balletto? sì, Allora, diciamo anche chi è la vostra insegnante? Rosmarie Maieron,
E vi trovate bene tra di voi? Siete un bel gruppetto? Allora sì, ci troviamo molto bene, soprattutto perché andiamo anche d'accordo fra noi. Eravate emozionate stasera per questo ballo? Tanto, tantissimo. Anche perché Elisa, per te era la prima volta, vero? Raluca e Gioia avevano già ballato in precedenza in altri spettacoli, invece per te era proprio il primo ballo. Come ti sei preparata stasera? Hai fatto qualche rito scaramantico? Ho urlato. Ah sì? Per sfogarti? Sì. Con Raluca. Avete urlato tutte insieme? E da Cleule Saledut, grazie come sempre per essere stati con noi e non state di smentea che Telaltobut al ben prime di tut. Mandi mandi! L'amministrazione regionale conferma anche per il triennio 2025-2027 il sconto sui carburanti, stanziando in tal bilancio triennale 55 milioni di euro l'anno. Il sostegno da sconto non è mai stato messo in discussione, ha detto l'assessore a difesa dell'ambiente, energie e sviluppo sostenibile Fabio Scocimarro. Di fatto, i benefici schiattati al territorio regionale sono evidenti. Sono ridotte zone di confine, indulà che grazie al prezzo più basso da pompe si va a sparagnare entro 10 centesimi di mancul per litro rispetto a concorrenze foreste. L'11 di maio a Sdiscemiege, a Fors da Boaltri, la place del municipio darà la benvenuta a prime spieres di inquintrà mettude su in Chiarnie. 11 cubus di cemento con parzore una lastrine di ottone, cui nomi dei giovani che sono stati scopati in tal piano di concentramento di Mauthausen e dai 6 sotto campus. In tastes di, a 11 miege, saranno inaugurati in tal museo etnografico delle grandi guerre anche i panei che contano, fin da che è possibile, la vita dei giovani a cui sono dedicate le spieres. E alle due tempi per questa edizione dal nostro notiziari, noi come sempre prima di lasciarlo si facendo dos ridades con Romeo Patappi. Grazie come sempre per essere stati con noi e non state a dismentare che Telaltobut al ben prima di tutto. Mandi mandi! Comunque, bisogna capire che i chiarnieri sono metodici in una maniera clamorosa. Pensate che è succeduto che ti dico a Tomiec. Allora in tal centro di Tomiec un tabellone gigante, allora è scritto avviso di TAN, cercasi giovane con patente B celibe. Dall'indomani a buon'ora a Svot si è presentato un nonno di Ciurcio Vindisore. Buondì signorine, sei venuto perché il tabellone che vi spicciato di fur, che frutta luciale, ma che scusi, a let ben. Sì, per fare la catarata io ho detto, no, perché è scritto cercasi giovane e voi non mi sa mai sta giovane. Io 89 anni. È scritto con patente B, vedo al manco la patente B. Vedete vedi chiaf, con che porre che è di là in auto, non mi fa la patente. Oh. E allora come a mangia non mi caldisi che non le celibe, beh, io di sfrutto di mantegni a casa. Sì, ma allora perché sei venuto qui? E sei venuto a avvisare che io purtroppo, perché lavora lì, non posso venire.